Favori in cambio di regali. Nei guai sono finiti 6 carabinieri in servizio nella stazione dell'Arma di Cirò. Falso, truffa, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e peculato sono le accuse contestate a vario titolo ai 6 militari dalla Procura della Repubblica di Crotone. Tra gli indagati un maresciallo, 2 appuntati e un militare scelto che avrebbero accettato regali come cassette di arance e carichi di legna da ardere in cambio di favori fatti ad alcune persone del luogo. Una fitta serie di capi di imputazione vengono contestati ai carabinieri finiti nell'inchiesta. I militari avrebbero coperto il comandante assente o in ritardo e ancora avrebbero attestato falsamente di essere in servizio quando invece erano a casa oppure al ristorante. Avrebbero inoltre fatto figurare falsamente l'avvenuto controllo di persone sottoposte a misure di prevenzione. In cambio di regali avrebbero chiuso un occhio su alcuni reati nel redigere le informazioni per il rilascio del porto d'armi. Si sarebbero inoltre, sempre secondo le accuse, appropriati di fuochi d'artificio sequestrati. Le accuse sono elencate in un avviso di conclusione delle indagini firmato dal sostituto procuratore della Repubblica di Crotone che ha portato avanti l'inchiesta sui militari. Intanto l'Arma ha già avviato i provvedimenti del caso, trasferendo il maresciallo e alcuni indagati presso altre sedi.